Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno dottor Jacobelli, a lei la linea. Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mi chiamo Michele Jacobelli, sono un volontario di Umanitaria Padana ODV, prima si chiamava Umanitaria Padana Onlus. Sono stato sindaco del comune di Palazzago in provincia di Bergamo per 10 anni, dal 2011 al 2021, e adesso ho potuto dedicarmi a questa attività di volontariato con Umanitaria Padana Onlus, o meglio, adesso dopo la riforma del terzo settore si chiama Umanitaria Padana ODV, Organizzazione di Volontariato. È un'organizzazione senza fini di lucro, è apartitica, è autonoma e indipendente e ha sede legale a Milano e sede operativa a Cisano Bergamasco in provincia di Bergamo. La nostra finalità come Umanitaria Padana ODV è esclusivamente civica, solidaristica e di utilità sociale, a finalità umanitaria e anche culturale, ecco, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, che è un principio previsto dalla Costituzione, l'articolo 118, comma 4, in cui, leggo testualmente, Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa, chiedo scusa, di, sto leggendo, ecco qua, allora, dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Orizzontale, come dicevo, dove non arrivano i cittadini arriverà lo Stato, però intanto appunto i cittadini si organizzano e possono promuovere azioni benefiche per la collettività. E infatti l'Umanitaria Padana fonda la propria struttura e organizzazione su questi principi di partecipazione, di elettività e di gratuità delle cariche sociali e di trasparenza, e persegue senza scopo di lucro la finalità di promuovere tutti gli interventi che consentono uno sviluppo reale, socio-economico e integrale dei popoli, secondo il motto, rispettando quindi le diverse culture, tradizioni e identità, secondo il motto: aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi, costruiamo insieme la pace. Questo è il motto di Umanitaria Padana ODV. Quindi promuove campagne di solidarietà finalizzate alla raccolta di fondi, anche di beni materiali, ricordo, a favore di persone e popolazioni bisognose, in campo nazionale e internazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo e in quelli colpiti da eventi bellici, catastrofi naturali e persecuzioni di epidemie. Ricordo, per quanto riguarda la cooperazione nazionale, nel 2023, in occasione dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, abbiamo promosso la raccolta di beni anche, e quindi portato anche dei fondi chiaramente alle parrocchie, però a una parrocchia in particolare della provincia di Forlì, però ecco, abbiamo portato anche dei beni che abbiamo raccolto, beni di prima necessità, proprio anche strumenti di prima necessità. Allora, oltre a fare questo ovviamente, la nostra squadra è composta da, come dicevo prima, da volontari che operano gratuitamente. Se voi andate sul sito www.umanitariapadana.net vedete che cosa facciamo. Voi vedrete in alto il simbolo Umanitaria Padana, che quindi è questa croce rossa con un cuore rosso all'interno, e poi potete cliccare su cosa facciamo ed è suddivisa in attività internazionale, attività nazionale e riepilogo interventi. L'altra volta, qualche mese fa, avevo elencato gli interventi che abbiamo fatto nel 2025, 24, eccetera. Qui ci sono tutti gli interventi che si possono leggere e che arrivano sono stati inseriti quelli fino al 2010, quindi dal 2025 al 2010. Ovviamente Umanitaria Padana esiste da 27 anni e quindi opera con queste finalità, con queste azioni di intervento per aiutare le popolazioni locali si intende sia in Italia che all'estero, opero dal 1999, quindi sono 27 anni che esistiamo e ci basiamo sempre l'aiuto vostro. Quindi ci basiamo sulle donazioni, le erogazioni liberali che sono detraibili e deducibili fiscalmente,
e anche sul vostro 5 per 1000. Quindi, il 5 per 1000 è importante, a voi non costa niente, però a noi, ecco, diciamo come volontari, come Umanitaria Padana, consente di realizzare degli interventi che sono tutti richiesti dalle popolazioni locali. Non facciamo interventi faraonici, magari senza, la richiesta della popolazione locale, okay, ma facciamo interventi che ci chiedono, ad esempio noi abbiamo come punto di riferimento i missionari che stanno nelle zone in terra di missione. Non siamo ONG, non andiamo tramite i governi, andiamo direttamente, direi "al sodo" tra virgolette, chiediamo a chi abita, in questo caso, gente con cui abbiamo contatti, sacerdoti con cui abbiamo contatti, con cui Umanitaria Padana ha contatti profondi, ecco, e quindi chiediamo: "Di che cosa avete bisogno?" Per dirvi, io posso elencarvi una cosa soltanto per dire allora facciamo così: siamo sul sito www.umanitariapadana.net e clicco su "Cosa facciamo?" Questo lo ripeto perché così voi possiate, dopo la trasmissione, quando avete il tempo, andare a verificare che cosa facciamo. E qui ad esempio c'è l'intervento del 2023, 2022, vediamo un po', mi viene in mente quando c'era il Covid 2020, vediamo un po'. Allora, interventi UPO 2020, allora, cooperazione nazionale, quindi, diciamo in Italia, con i fondi che voi, ci avete donato, abbiamo realizzato i seguenti interventi umanitari. In Italia, per quanto riguarda il disagio e l'handicap, abbiamo realizzato un centro diurno provvisorio esterno, causa Covid, per la casa famiglia OAMI per disabili soli a Spoleto in Umbria. Per le persone bisognose e il progetto Nuove Povertà abbiamo effettuato interventi di sostegno in favore di persone e famiglie in difficoltà a causa del Covid e consegnato beni materiali di primo intervento per persone indigenti all'associazione missionaria Scegli Gesù di San Giuliano Milanese per le attività di assistenza ai bisognosi nella città metropolitana di Milano. Per il progetto in soccorso dei popoli Covid-19 Italia abbiamo consegnato aiuti materiali urgenti nella prima ondata di marzo. All'ASST di Bergamo Ovest, ospedale Treviglio Caravaggio, abbiamo donato un ventilatore polmonare da terapia intensiva di fabbricazione tedesca, nuovo con accessori, un cardiomonitor portatile, 2 pulsossimetri ospedalieri e un monitor misuratore della pressione arteriosa da terapia intensiva e un inalatore. Poi all'ASST di Lecco, ospedale Manzoni, abbiamo donato un ventilatore polmonare da terapia intensiva, sempre di fabbricazione tedesca, nuovo con accessori, eccetera. Poi 2 concentratori di ossigeno con accessori, 2 cardiomonitor portatili, un aspiratore e un letto elettrico. Poi abbiamo donato al comune diCisano Bergamasco, circa 2000 mascherine chirurgiche che all'epoca mancavano per il Policlinico San Pietro del gruppo San Donato. E quindi abbiamo fatto questi interventi per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, abbiamo un po' di nazioni, che vanno dal Camerun all'Eritrea, Etiopia, India, Iraq, Kenya, Mozambico, Nigeria, Pakistan, Siria, Sri Lanka, Ucraina e Donbass, Zambia. Per cui, che cosa abbiamo fatto? Per quanto riguarda il Camerun, abbiamo dato ai frati minori cappuccini di Shillong il saldo per l'impianto fotovoltaico per alimentare le attività produttive e caritatevoli della fraternità. Come voi vedete, e poi vedete anche successivamente, in Eritrea, alla diocesi di Keren, abbiamo dato il saldo per il rifacimento del sistema idrico-sanitario del seminario diocesano. Quindi sono tutti interventi che aiutano in un'ottica appunto di breve, di immediato, ma anche di lungo periodo, per esempio per quanto riguarda il sistema idrico-sanitario del seminario diocesano. In Etiopia, al vicariato apostolico di Sondo, abbiamo dato un secondo acconto per la costruzione di un asilo a 3200 metri di altitudine per le popolazioni montanare del monte Damota. E quegli interventi li avevamo fatti in memoria del nostro volontario scomparso Dino Pericoli. In India, alla parrocchia Sacro Cuore della diocesi di Asansol nel Bengala, abbiamo erogato il saldo per l'acquisto di un'autovettura al parroco
per le attività parrocchiali e per raggiungere le popolazioni tribali assistite anche nel periodo dell'emergenza Covid. In Iraq, alle suore francescane missionarie del Cuore Immacolato di Maria, abbiamo abbiamo acquistato attrezzature per la riattivazione della scuola materna a Baghdad. In Kenya, alle serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri, abbiamo erogato il saldo per la costruzione di una stalla con 3 mucche e acquisito un sistema di pompaggio a batteria solare. Abbiamo acquistato un sistema di pompaggio e donato un sistema di pompaggio a batteria solare per il pozzo per le novizie e le studentesse nella missione di, leggo, Elementaita Karura nella diocesi di Nakuru, questo in Kenya. In Mozambico invece, ai missionari comboniani del Sacro Cuore, abbiamo erogato il secondo acconto per le opere di completamento, mediante la costruzione di portoni, infissi e sanitari, di una nuova filiale a Cuamba della cooperativa meccanica Coscam, che dà lavoro ai diplomati della scuola professionale di Carapira, a Nampula Nakala, scusa se per gli accenti se magari non sono giusti, nell'ambito del progetto Lavoro per i papà. In Nigeria, dove molti cristiani sono perseguitati e uccisi, alla scuola primaria Holy Ghost Academy di Awka, nello stato di Awka Ibom, in Nigeria, abbiamo erogato il secondo acconto per l'acquisto di uno scuolabus. Quindi sono interventi che non saranno miliardari, questo in base appunto alle nostre possibilità, che ci vengono chiaramente dalle donazioni. Più donazioni riceveremo e ci farete, più interventi faremo ovviamente, però ecco, come vedete sono interventi concreti, richiesti dalle popolazioni tramite il loro missionario, chi è in contatto con noi, okay? In Pakistan, anche in Pakistan sono perseguitati i cristiani, attraverso i missionari oblati di Maria Immacolata a Lahore, sempre in Pakistan, abbiamo dato sostegno a distanza a famiglie cristiane delle fabbriche di mattoni e di 20 ragazze cristiane povere con le loro famiglie. A questo proposito, chi volesse, quando fa la donazione, può scrivere la donazione come causale SOS Cristiani. Quindi, con questa causale SOS Cristiani, noi sappiamo che quei soldi voi volete che vengano dedicati ai progetti, ad esempio, in cui i cristiani sono perseguitati, Nigeria, Pakistan, India anche purtroppo, e quindi in tutti questi paesi dove sono perseguitati i cristiani, noi daremo questo aiuto. Ad esempio poi, ad esempio poi rimanendo al Pakistan, 20 ragazze cristiane povere con le loro famiglie, ci sono diciamo d'accordo, l'importo è elevato rispetto alla donazione normale, però ecco 250 € si garantisce l'adozione di una bambina cristiana in Pakistan per poterle fornire strumenti per lo studio e per evitare poi di essere costretti ad andare a lavorare presso famiglie che poi le convertono a forza e poi le sposano, le fanno sposare a forza e quindi evitiamo questa cosa in sostanza. In Siria, alle monache trappiste di Azeir, abbiamo erogato il saldo per l'allestimento di laboratori per l'autosostentamento della comunità. Prima dicevo in Pakistan, ecco, dove vengono convertiti a forza all'Islam e quindi dando questo aiuto noi evitiamo, riduciamo il numero delle ragazze e ragazzine cristiane prese e poi convertite a forza e fatte sposare a forza con islamici. Okay? Sri Lanka, alle suore carmelitane apostoliche abbiamo sostituito, sempre erogando dei fondi, delle pareti di legno del piccolo convento carmelitano di Pusellawa Kandi in Sri Lanka. In Ucraina e Donbass, qui eravamo appunto nel 2020, abbiamo consegnato beni di prima necessità a famiglie povere e all'istituto comunale Bereove di Ceum per orfani e ipovedenti in Transcarpazia e alla fondazione, è scritto in caratteri cirillici, comunque si legge Slovianocka di Kharkov per i poveri del Donbass. In Zambia, per esempio, all'ultimo paese diciamo di questi interventi umanitari effettuati nel 2020, e allo Sport to Build di Zambia abbiamo erogato il secondo acconto per la realizzazione di un'attività produttiva moderna e corsi professionali di apicoltura nel centro di formazione a Mukwamba. Bene, questo per esempio è per il 2020, okay?
Se però si va avanti, allora qui si vedono appunto i vari, possiamo salire al 2021, sempre si clicca su riepilogo interventi e c'è un PDF con interventi effettuati e anche delle fotografie che testimoniano quello che è stato fatto, dove siamo andati, e tutte le popolazioni vedo guardando le fotografie che ehm, espongono proprio la bandiera bianca con il logo dell'Umanitaria Padana e con la croce rossa all'interno e il cuore rosso all'interno, espongono proprio la nostra bandiera, il nostro simbolo di Umanitaria Padana, e sono tutti sorridenti appunto per l'aiuto che viene dato, in sostanza il piccolo aiuto che viene dato tramite viene dato questo aiuto. Questo ecco l'avevo già elencato qualche mese fa, però per dirvi in Bosnia e Erzegovina abbiamo fatto, una missione con diversi sopralluoghi e incontri per il prossimo invio di carichi di beni materiali, e quindi poi abbiamo inviato all'Istituto per la cura di giovani disabili mentali a Pazaric, abbiamo donato un concentratore di ossigeno e uno stetoscopio. Eravamo appunto ancora nell'ambito, diciamo negli anni purtroppo dell'epidemia di Covid, o chiamata pandemia, e quindi, quello che serviva in quel momento erano questi apparecchi. Invece in un altro posto, sempre in Bosnia e Erzegovina, alla diocesi di Banja Luka, abbiamo acquistato un congelatore, delle piccole attrezzature per il nuovo, Carmelo dell'Adorazione Perpetua nella parrocchia di Listani. E invece per le suore, il convento delle Carmelitane Scalze di Sarajevo, abbiamo acquistato una lavatrice. Vedete, piccoli interventi, per loro però sono fondamentali, e noi con queste donazioni riusciamo a fare questi interventi. In Etiopia, ecco, dicevamo, prima abbiam detto il 2020 abbiam dato un racconto, adesso al Vicariato Apostolico di Soddu abbiam dato il saldo, erogato il saldo per la costruzione di un asilo a questi 3200 metri di altitudine che dicevo prima. E poi abbiam dato un acconto per la costruzione di 2 pozzi d'acqua con pompe a mano per 2 villaggi rurali e l'acquisto di bestiame per contadini. A proposito dell'acquisto di bestiame, dicevo anche l'altra volta, sono importanti soprattutto in India, ma nel senso proprio perché, nelle popolazioni rurali, l'animale, la mucca dà poi da mangiare, dà latte, dà, un sostentamento, e quindi quando si riesce ad acquistare, secondo le indicazioni dei missionari, una mucca, delle mucche, come abbiam fatto anche per varie famiglie, per loro è una festa. E questo è stato fatto grazie al vostro aiuto, grazie alle vostre donazioni e grazie anche alla vostro 5 per 1000. È vero, potete fare la donazione, ma per chi non può, può sempre diciamo in periodo di 7:30 come adesso in questi mesi, può sempre dire al proprio CAF, al proprio commercialista: "Guarda, ti do il codice fiscale in modo che tu possa fare il 5, diciamo scegliere il 5 per 1000 da dare a Umanitaria Padana", e ve lo do. Ne approfitto adesso per darvi il codice fiscale. Allora, se potete prender nota, per il 5 per 1000 da comunicare al vostro CAF o al vostro commercialista, il codice fiscale è 94 04 38 00 278, okay? Questo è il codice fiscale per la scelta del 5 per 1000. Scelta del 5 per 1000 a Umanitaria Padana ODV, ODV sta per Organizzazione di Volontariato, e il codice fiscale è, lo ripeto, 94 04 38 00 278. Bene, poi stiamo quasi per arrivare alla fine, abbiamo ancora 6 minuti. Comunque, sempre se uno magari perde questi dati, allora sempre in, www.umanitariapadana.net, okay, sono riportati anche gli estremi le coordinate IBAN per fare donazioni tramite o, banca o posta, ufficio postale. E chi vuole, chi ha dimestichezza con internet, entrando in www.umanitariapadana.net, in alto a destra vede un pulsante rosso "Dona ora". Clicca su "Dona ora", si apre la pagina "Aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi, costruiamo insieme la pace", questo è il motto di Umanitaria Padana ed è anche il vostro, è quello che voi fate erogando, dando un contributo che poi sarà detraibile e deducibile fiscalmente nel 7/30 dell'anno prossimo. Quindi voi potete,
dicevo prima, versare il 5 per 1000 all'associazione tramite il codice fiscale, lo ripeto già una terza volta, però così se uno non ha avuto tempo lo può scrivere, 94 04 38 00 278. Oppure può fare un bonifico all'IBAN, alla banca indicata, ossia può scegliere o BPER Banca o BancoPosta, ok? Con BPER Banca l'IBAN è IT65 M come Milano 0538 75288, poi 5 volte 0, quindi 00000, 5 volte 0, poi 42238 e in finale 955. Questa è BPER Banca. IT65 M0538 75288, 5 volte 0, quindi 42238 955. BPER Banca. Lì potete scrivere erogazione liberale, SOS Cristiani per dire questa, oppure potete dire adozione di una bambina in Pakistan, o comunque SOS Cristiani noi vi garantiamo che va per aiutare i cristiani perseguitati nel resto del mondo, soprattutto nell'Africa, anche nel continente indiano e anche nelle penisole arabiche, in sostanza, comunque nel Medio Oriente. E l'altro codice IBAN è BancoPosta, è IT44, IT come Italia 44, C come Como, 076 011 09, 5 volte 0, poi 08017 0350. Questo è il BancoPosta. Ripeto l'IBAN, è IT44, C come Como, 076 011 09, 5 volte 0, 08017 0350, BancoPosta. Se volete il bollettino postale, il conto corrente postale è 8017 0350. Ok? Quindi in questo modo voi potete fare una donazione, potete scegliere di donare il 5 per 1000, non vi costa niente, scegliete, date il vostro codice il nostro codice fiscale di Umanitaria Padana, che è 94 04 38 00 278, e non vi costa assolutamente niente, ma per noi è importante perché con il vostro 5 per 1000 noi riusciamo a donare e fare queste opere, diciamo, di aiuto alle popolazioni locali. Oltre a questo potete fare, se volete, un bonifico o a BPER Banca o a BancoPosta, oppure versare tramite il bollettino postale Umanitaria Padana ODV, Organizzazione di Volontariato. Continueremo la volta prossima elencandovi anche diciamo, le attività fatte in questo anno 2026, adesso siamo a metà anno, quindi stiamo andando avanti. E l'ultima cosa, se volete potete anche educare con l'esempio i vostri nipoti, potete dare a loro una mancia dicendo: guarda, questa te la do, però tu fai un versamento a Umanitaria Padana, ok? Può essere 5 euro, può essere 10 euro, quello che volete voi, può essere, come vi dicevo l'altra volta, un caffè al giorno non preso per una ogni settimana, sono 50 caffè all'anno, stiamo bassi, sono 50 euro, ok? Quindi una rinuncia però aiuta una popolazione all'estero aiuta a, diciamo, a progredire e aiuta a sentire soddisfatto un proprio bisogno magari essenziale, come queste cose che vi ho raccontato. E quindi ecco, magari potrebbe essere una buona idea quella di educare i vostri nipoti o anche nipotini. E ti do questa mancia, questa però la dai a Umanitaria Padana. E tra l'altro poi, se il loro papà e la loro mamma fanno questo versamento, hanno poi la deducibilità o la detrazione fiscale nel 730 dell'anno successivo. Quindi anche questo è una buona cosa, un circolo virtuoso, diciamo così. Grazie mille, grazie a tutti, grazie ancora e sostenerci perché noi stiamo facendo quello che voi desiderate nel vostro cuore. Grazie, arrivederci. Avete ascoltato